Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Quest'oggi riscontriamo una notizia sia positiva che una notizia negativa. La notizia positiva è che una delle persone che era risultata contagiata dal coronavirus è guarita e quindi ha finito il suo periodo di quarantena e quindi adesso gli auguriamo un in bocca al lupo per il futuro, mentre un'altra persona è risultata colpita dal virus. Quindi attualmente registriamo sempre 3 persone nel comune di Teo di Po con una nuova, passatemi il termine, una nuova entrata e una nuova uscita, sempre 3 persone positive al virus. Un altro dato positivo, scusate, che ci fa comunque ben sperare è che quasi tutti i tamponi fatti ai familiari delle persone positive hanno dato esito negativo, quindi vediamo che c'è una bassa trasmissione del virus anche con contatti diretti. Però il fatto che abbiamo questo nuovo positivo ci porta comunque a ragionare che è vero che è iniziata questa cosiddetta fase 2, ma che però non è il momento di abbassare la guardia. La fase 2 è iniziata da questa mattina, come purtroppo abbiamo visto già in questo weekend c'è chi rispetta le regole e chi non le rispetta. Molti giovani che comunque fanno un po' di assembramento o in piazza o nelle altre aree, quindi qua richiamo anche i genitori, perché è vero che ci sono le forze dell'ordine, è vero che c'è sempre il pubblico che deve sopperire ai contesti familiari, però è anche vero che fino a 18 anni sono considerati minori, quindi è responsabilità dei genitori istruirli su come utilizzare i dispositivi, su quello che devono fare e su quello che non possono fare, che non è ammissibile che debba sempre intervenire il comune anche nel rispetto delle semplici e basilari regole. Quindi vediamo insomma di darci tutti quanti una mano per evitare ci sia un ritorno del contagio. Le aree gioco sono chiuse come previste nel decreto, quindi sono riaperti i parchi, le piazze, sono con le regole sempre evitando assembramenti, però le aree gioco per bambini sono interdette d'accesso e quindi abbiamo già provveduto nella mattinata di oggi appunto a chiudere queste aree al Parco Perla e anche qua in Piazza Venezia. Per quanto riguarda le nuove regole, più o meno sono sempre sulla falsariga per quanto riguarda l'utilizzo di dispositivi rispetto a quanto previsto prima, quindi la Regione ha reintrodotto l'obbligo di indossare mascherina, guanti o gel igienizzante quando si esce dalla propria proprietà, non solo quando si accede a esercizi commerciali oppure a luoghi chiusi. È stato reintrodotto la possibilità di poter celebrare i funerali e quindi questo va un po' ad incidere sulla vita delle persone, soprattutto perché in questo periodo insomma, non è stato possibile in questi 2 mesi salutare adeguatamente e dare un giusto commiato a tutte quelle persone che purtroppo sono scomparse sia per il coronavirus e anche insomma, per decessi diciamo così normali, casistiche normali. E quindi anche questo ci dà la possibilità di, rispettando le regole di massimo 15 parenti presenti e quant'altro, almeno di dare un saluto anche a queste persone. I cimiteri continuano ad essere aperti con gli orari che avete visto. Diciamo che il cimitero non state rispettando le regole, quindi non vediamo grossi problemi, quindi non ci sono assembramenti, tutti utilizzano i dispositivi previsti e quindi diciamo che la situazione per il momento è ancora sotto controllo. Però non dobbiamo dare per scontato che è iniziata la fase 2 allora il virus non c'è più, il virus continua ad esserci. Questi 15 giorni che abbiamo davanti fino al 17, che la validità del nuovo decreto saranno il banco di prova per vedere effettivamente se questa emergenza sta rientrando in un filone normale oppure se dovremo ricadere in un nuovo aumento di casi, quindi entrare ancora in una fase acuta come eravamo poco tempo fa. Quindi vi richiedo sempre di rispettare le regole che ci siamo dati e di fare cautamente quello che c'è da fare. Molti ci chiedono chiarimenti sulla possibilità di poter fare la spesa fuori comune e quant'altro. Siamo ancora in attesa di avere una linea che sia certa e sicura, anche perché non vorremmo dare delle informazioni sbagliate, magari qualcuno su delle
informazioni che possono essere corrette o non corrette, si reca a fare la spesa, viene multato e poi effettivamente la responsabilità nostra. Quindi preferiamo far passare magari un giorno in più, avere più certezza rispetto a quello che vi diciamo, in modo da evitare qualsiasi tipo di problema. Quindi magari se riusciamo già domani vi daremo una risposta a quelli che sono tutti i quesiti più frequenti che ci sono, in modo da avere delle certezze su quello che è possibile fare. Quindi grazie a tutti e ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento e aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.